Benvenuti su fisioterapiarubiera.com, portale di medicina e benessere. Che cos'è la riabilitazione del braccio dopo una frattura? Quando il paziente subisce la lesione di un osso, ha un forte dolore, è molto rigido, debole e non riesce a muoverlo. Di solito per il primo mese il medico consiglia un gesso o addirittura un intervento chirurgico. Dopo questa prima parte bisogna iniziare a muovere il braccio per recuperare il movimento, per recuperare la forza e per riapprendere ad effettuare le attività della vita quotidiana. La prima cosa da fare è la riabilitazione passiva. In questo caso il terapista prende il braccio del paziente e lo muove lentamente fino ad arrivare alla soglia dolorosa. In questo modo, con questo tipo di terapia, si riesce a ridare l'elasticità alla capsula che nel frattempo, a causa dell'immobilizzazione, si è retratta ed è diventata più rigida e più fibrosa. Successivamente si passa alla riabilitazione attiva assistita. In questo metodo il paziente deve muovere il braccio da solo e il terapista lo aiuta, lo accompagna. I movimenti che di solito si perdono sono l'elevazione, quindi questo, la rotazione interna e meno la rotazione esterna. Successivamente bisogna passare ad esercizi un po' più difficili. Il paziente in questo caso può utilizzare alcuni ausili che ci sono nelle palestre di fisioterapia, come la corda. In questo caso con un braccio spinge l'altro grazie alla corda, oppure può utilizzare la ruota che si timona come il timone di una barca. Anche in questo caso il braccio sano aiuta l'altro. Un esercizio che si può effettuare anche a casa perché non serve un'attrezzatura consiste nell'arrampicata delle dita di fronte al muro. In questo modo il paziente si aiuta con le dita e riesce a sollevare il braccio. Quando ha finito la riabilitazione, la prima parte della riabilitazione, può passare a un rinforzo selettivo dei muscoli per ritornare all'attività quotidiana. E può effettuarlo con degli elastici. Per esempio questo è il rinforzo della rotazione esterna. Quindi si parte a questo livello, si parte dalla pancia e ruotando il braccio si arriva più o meno qua. Si consiglia di utilizzare un panno perché altrimenti il paziente compensa il movimento spostando il gomito all'esterno. Quindi bisogna partire dalla pancia e allontanare la mano. Questi esercizi con gli elastici servono per le rotazioni, si possono utilizzare anche delle canigliere e quindi il paziente può continuare gli esercizi a casa. In questo modo si solleva il braccio e si riescono a rinforzare i muscoli bicipite e deltoide.